Siamo a... Dove siamo? A Carrua, Ciacarua, territorio? Modica, Modica. estremo sud della Sicilia. Siamo a Modica, non siamo con Viviana. Io conoscevo una Viviana, ma siamo con Viviana è la responsabile commerciale dell'azienda, sei? io sono Maria Chiara. Maria Chiara, simpaticissima, un'azienda top, io la conoscevo di fama, insomma, che poi avete anche il prodotto di punta che è... Prodotto di punta molto particolare il carrubato per quanto riguarda la produzione di prodotti a base di carruba. Il carrubato è un marchio registrato Ciocarrua ed è una tavoletta che adesso vi mostro. Il produttore o il consumatore, siamo in diretta. Tu sarai il consumatore, mi sembra di capire. Posso fare il consumatore? Assolutamente sì. Ok. No, noi attendiamo. Loro fanno anche un aceto, se non sbaglio, a base di carruba, vero? Facciamo l'estratto. È una specie di aceto balsamico a base di carruba. Allora, Che non è scusatemi, cioccolato, ma c'è qualcuno di cioccolato alla carruba? No. No, È un si è carru... purtroppo rotta, ma è il carrubato che non è cioccolato, ma molto di più. Nel senso che volutamente abbiamo creato una barretta che abbia la forma e il colore del cioccolato, ma non contiene assolutamente cacao all'interno. È fatta con la farina di polpa di carruba e il burro di cacao in qualità di parte grassa. Quindi non c'è assolutamente nessuna presenza di cioccolato dentro. Spezzato lo stesso gusto che intero. Spezzato lo stesso gusto che intero, però vi do quello che non ho toccato io. No, ma No, ma non preoccupare. Vado, Vai. provo in diretta. Vai, Viviana, adesso guarda, anch'io. sto provando, Viviana, guarda. È veramente buono. Considerate che questo è un prodotto naturalmente senza zuccheri aggiunti, perché la dolcezza viene data dalla carruba, che è praticamente metà della sua composizione zucchero. Ed è il prodotto di punta vostro? Sì, questo è un considerate che Ciocarrua, come dice lo stesso nome, divide la produzione in due parti, una parte carruba e una parte cioccolato di Modica. Quante altre tipologie di prodotti? Allora, per la carruba, sulla linea carrubato abbiamo anche la crema spalmabile, che è sempre fatta con lo stesso principio. Ok. Quindi quello che c'è nella tavoletta ve lo troviate in versione spalmabile, però con l'aggiunta del 54% di nocciole dei nebrodi, olio biologico extravergine d'oliva, scusate, e un'ulteriore aggiunta di farina di polpa di carruba. Ok. Mi va un assaggio? Sì, si può? Assolutamente C'è sì. pure la fetta di pane? No, La fetta di pane. Niente, così qua è più buono. diciamo che è Adesso veramente in buono. versione 180 grammi la vedete esposta, io vi do un piccolo assaggio nella mini versione, però Cioè prende la stessa cosa, la tavoletta, poi sì, con con la l'aggiunta però... nocciola e l'olio extravergine d'oliva. È tutto, stiamo parlando di prodotti biologici, tutti vegani, in azienda non utilizziamo né glutine né lattosio. È buonissimo. Poi si sente proprio l'aggiunta È un dei prodotto nebrodi. assolutamente sì. Al di là delle fave di cacao che per forza di cose non possiamo prendere in Sicilia, perché c'è caldo ma non fino a questo punto, tutto il Perlomeno resto... fino a quest'anno, fino Esatto. a questo momento, continuando così secondo me tra poco avremo tutto, dai piragna ai... Tutto il resto nel limite del possibile sono prodotti siciliani. E di altre invece altre tipologie, quindi non legate alla carruba? Non legata alla carruba, io vi presento la nostra linea grezzo puro, che fa parte del range cioccolato di Modica che noi abbiamo. Questa è particolare nel senso che è, oltre ad essere biologico, oltre ad essere IGP, è anche un bean to bar, cioè dal fagiolo alla tavoletta, cioè dire che noi lavoriamo direttamente le fave di cacao. Direttamente in azienda, vengono dalla Colombia, nella zona del Caquetá, siamo in piena foresta amazzonica, abbiamo preso un microlotto, un primo raccolto, quindi ce lo siamo portati a casa, questi bei sacchi pieni di fave di cacao e cominciamo dalla tostatura. È un processo molto particolare, in generale quando si parla di bean to bar parliamo di una tavoletta che ha un valore qualitativo un po' più alto. Qualsiasi cioccolato sia, che sia Modica o sia standard, perché la tostatura della fava è una delle parti più importanti nella creazione della tavoletta. Quando si tosta una fava si decidono anche i sentori e i sapori che si vuole dare alla cioccolata, quindi è un lavoro diciamo minuzioso e che prevede molta attenzione, esatto. Nello specifico il grezzo puro che vedete è molto colorato perché essendo un monorigine Colombia abbiamo voluto un po' ricordare quelli che sono i colori
d'origine della fava, lo trovate in versione 70%, 80% e 90% fondente, scorze d'arancia, fior di sale e pepe bianco. Questa è la versione 50 grammi e poi abbiamo anche le mini porzioni da 7 grammi. Quelle sono tipo da passeggio. Questa tu li mangi con tutta la confezione, Questa che Davide. vedete esposta è una tavoletta di Modica classica 100 grammi che ho esposto perché, avendo molto a che fare con stranieri, non hanno idea di cosa sia il cioccolato di Modica. Quindi... Ma comunque è un brand che viene riconosciuto, viene Sì, ricercato. in linea generale sì, assolutamente. Però è anche piacevole far vedere il prodotto, l'interno, la colorazione, così capiscono anche di cosa Voi siete, stiamo parlando. siete da Nuga, la prima volta che siete da Nuga? Per noi sì. Ok. Ma siete già presenti insomma, qua in Germania, nel mercato sì, tedesco? abbiamo in Europa? diversi negozi, diversi rivenditori, qualcosina, sì, assolutamente. Non con esportatori diretti, importatori diretti è magari un processo Addirittura che abbiamo diretti. noi, sì. Ok. Comunque siete un'eccellenza, queste sono aziende veramente di eccellenza. Complimenti a te che sai Grazie. spiegare. Viviana, cioè, è top, ve lo dico perché qua in diretta si è visto e qua è partita la raccomandazione. Detto questo, viva la Sicilia e vi aspetta. Viva! Viva, io compro siciliano. Così lo dici. No, lo doveva dire cadenzato. Io compro compro siciliano. E chiudiamo così. Allora, da Nuga noi vi salutiamo così. 1, 2, 3. Io compro siciliano. Ciao. Mettetevi